Dottor Augusto Pocobelli, direttore della Banca degli Occhi dell'ospedale San Giovanni Addolorata di Roma. Oggi è qui a Venezia per parlare di keratoplastica lamellare. In quali casi si effettua questo intervento e quali sono le sue specificità? Io credo che questo tipo di intervento abbia rivoluzionato negli ultimi 10 anni l'approccio terapeutico alle malattie della cornea, soprattutto quelle malattie che interessano gli strati più superficiali o quello che viene definito lo stroma, cioè il tessuto della cornea stessa. Laddove ci sia uno strato di cellule che si chiama endotelio sano è ormai la regola operare rimuovendo solo il tessuto malato, cioè la parte più superficiale ma anche più profonda della cornea, lasciando questo sottile strato di cellule che è responsabile su tempi lunghi magari di tutte le reazioni, di molte reazioni di rigetto o di un fallimento a lungo termine del trapianto di cornea tradizionale o keratoplastica perforante. Quindi credo che soprattutto in coloro che molto giovani presentano una patologia della cornea, quale per esempio il keratocono, debbano essere sottoposti ad un intervento di keratoplastica lamellare per preservare nel lungo periodo la qualità ottica della cornea trapiantata ed evitare problemi a lungo termine. Oggi parliamo di distrofie corneali in particolare in Fondazione Banca degli Occhi. Qual è la relazione con questo particolare tipo di intervento? Esistono delle distrofie corneali che sono localizzate nella parte superficiale o intermedia dello stroma, cioè del tessuto collagene che compone la gran parte della cornea, che possono essere trattate rimuovendo esclusivamente la parte di tessuto malata, e qui in questo senso la keratoplastica lamellare può essere molto utile per preservare l'integrità dello strato cellulare definito endotelio, che mantiene la cornea trasparente, che però nel caso in cui ci siano distrofie dello stroma non è affetto, non è malato e quindi può funzionare benissimo mantenendo la trasparenza del nuovo tessuto che viene innestato. Grazie.